saranno esposti i disegni, i bimbi che non hanno fatto vedere i disegni li possono portare e li esponiamo, e quelli che non hanno fatto i disegni a casa e vogliono fare un disegno vengono lì e disegnano lì e esponiamo il disegno. Io voglio che resti consolidato che questa tragedia, chi l'ha vissuta da vicino sono stati i giovani e tutti quelli che comunque hanno perso 16 mesi di libertà da adolescenti o da bimbi. Ci hanno insegnato la serietà e la preoccupazione di non sottovalutare il mostro, come molti lo definiscono, perché il Covid è stato questo virus, il coronavirus, ma anche la visione prospettica dell'andrà tutto bene e di avere sempre speranza nel futuro. Forse gli adulti dovrebbero imparare da loro. A questo punto andrà tutto bene nei prossimi mesi? Ma guardi, noi siamo ancora a metà del guado, stiamo gestendo la situazione, ovviamente grazie alle vaccinazioni, però c'è da dire che ancora degli infettati ci sono, quindi l'infezione c'è. Non dobbiamo abbassare la guardia, è iniziata la fase endemica della convivenza con il virus e ne vedremo fuori. Non è un caso che parta dal Veneto perché abbiamo tenuto contatti quotidiani con i bimbi, ci hanno mandato oltre 1000 disegni, oltre 300 lettere, anche opere e quindi loro realizzazioni. Abbiamo cercato di mettere in piedi una mostra itinerante, una mostra che sarà più visitata dell'anno, anche perché i bimbi la stanno attendendo ormai da mesi. Come la vedono i bambini? Che cosa hanno disegnato e che cosa hanno scritto? Beh, i bambini hanno vissuto l'incubo, i bambini hanno vissuto la tragedia, i bimbi hanno visto il camion dell'esercito con le bare, i bimbi hanno visto la sofferenza, i bimbi hanno visto il lockdown. Questa è una generazione che ha visto dal vivo un lockdown e penso che sia stato fondamentale tenere un contatto con loro ed è stata esattamente l'azione di accompagnamento che abbiamo fatto che si concluderà con questa grande mostra. Beh sì, una mostra che sarà in tutte le città capoluogo, quindi 7 province, 7 città capoluogo, avrà l'onore di avere i salotti buoni, penso che saremo, pertanto per citarne una, la Basilica Palladiana a Vicenza piuttosto che in altre realtà, e poi si finirà con l'8ª mostra a Voiugano, da dove è partito tutto. L'ho vissuta da un lato come un vero incubo e intendiamoci, non ne siamo ancora usciti, anche se oggi i vaccini ci permettono di gestire la situazione, dall'altro con un grande messaggio di speranza. Tutti i disegni, per quanto fossero anche magari inquietanti per certi aspetti, avevano tutti comunque il messaggio di speranza verso il futuro. C'è un disegno in particolare, a me è rimasto impresso quando le hanno regalato le uova, poi sono nati i pulcini, per cui arrivava veramente di tutto in conferenza stampa, ma un disegno tra i tanti? Ma guardi, i disegni ne ho visti moltissimi, soprattutto noi abbiamo avuto veramente la volontà di raccoglierli tutti, anzi fra l'altro ricordiamo i bimbi che chi non è riuscito a farci avere il disegno ce lo può portare in una delle mostre e chi non ha ancora fatto un disegno venga in mostra a fare il disegno e verrà esposto. Dall'altro quella delle uova è stata una bella iniziativa perché comunque si è riusciti a far nascere i pulcini in diretta e questa è stata l'apoteosi della vita. Quello del distanziamento sociale e dei dispositivi di protezione ci aiuta, basterebbe chiedere fare una semplice domanda ai cittadini: chi è che ha preso il raffreddore in questi ultimi 20 mesi? Pochissimi, semplicemente perché comunque tutti abbiamo portato la mascherina. Questo è esattamente quello che sta accadendo. Ne verremo fuori, ovviamente siamo ancora in piena pandemia, la stiamo gestendo bene, i vaccini ci stanno aiutando, però è pur vero che stiamo parlando di una nuova fase che è quella della convivenza, ma non è un tagliando a metà percorso e non è la fine. Il Green Pass quanto è utile far emergere più casi, dato che è un Green Pass obbligatorio? Guardi, vediamo un dato. Il dato importante è che i tamponi oggi che si sono triplicati, perché passiamo agli oltre 120.000 tamponi al giorno, ci hanno dato anche una crescita esponenziale dei positivi, ma questo fa parte dello screening. Dall'altro ovviamente c'è necessità dell'impegno da parte di tutti.
ma anche di dire che vanno rispettate le idee di tutti e quindi è giusto che chi non la pensa come me o come qualcun altro possa manifestare, ma lo deve fare nel rispetto delle regole e nel rispetto della libertà altrui. Vedo città interdette anche i propri cittadini, vedo negozi che non si possono riaprire e penso che si possa manifestare evitando anche questi problemi. Raggiungeremo l'80-90% per l'immunità di comunità, come sapete stamattina? Ma sì, guardi, l'immunità di gregge è stato un concetto che si è sempre spostato. Innanzitutto ricordiamo che non è l'immunità di tutto il gregge, pastore e cani compresi, per fare una battuta, ma stiamo parlando dell'immunità del gregge. E noi abbiamo già passato l'84,3% ad oggi in questo momento, quindi abbiamo un'ottima adesione al percorso vaccinale. È pur vero che non bisogna essere ipocriti, non c'è nessuna parte del mondo, in nessuna nazione dove il 100% dei cittadini si siano vaccinati. Non sto parlando di Covid, parlo in generale. Anche negli 11 vaccini obbligatori per i bambini, comunque non c'è nessuna regione in Italia che ha raggiunto il 100%. Dall'altro anche il mantenere la parola, perché è la parola che hanno dato i bimbi, e quindi mettere in mostra tutto il loro lavoro che è veramente ciclopico fatto durante il Covid. Con che occhi hanno visto questa pandemia che lei ha dovuto vivere poi in prima persona come Presidente della Regione? L'ho vissuta io assieme ai bimbi, assieme alla comunità, la vedono con gli occhi del mostro, dell'incubo, ma anche con molta speranza, perché gli arcobaleni non sono mai mancati, la volontà, cioè c'è un bel disegno, mi ricordo, finirà il Covid e tornerò sull'altalena, cioè questo è il principio, i bambini hanno sempre guardato al futuro, diciamo, con una speranza assolutamente unica. Sul Green Pass ci sono state polemiche, alcune parti politiche sono tuttora critiche. Ma il Green Pass è elemento di discussione, noi comunque abbiamo un piano di sanità pubblica, si va avanti, penso che sia fondamentale venirne fuori assieme e non venirne fuori con una comunità spaccata, per cui un'azione pacificatrice io la vedrei veramente assolutamente necessaria, il che non vuol dire rivedere scelte di sanità pubblica. Grazie.